eccoci qui, signore e signori, benvenuti da Vittorio Veneto. Direttamente con il Carnevale di Marca. Per il pubblico che è qui vi annunciamo ufficialmente che adesso siamo in onda su La Tenda TV e siamo pronti per dare il via ufficiale al pomeriggio dei Carnevali di Marca edizione 2026. Perché così ogni anno rimane quello che abbiamo detto, rimane Sì. le cose che non si dovevano dire abbiamo detto, voi ve le ricorderete. Esatto, quindi comportiamoci bene, Sì. ma soprattutto l'invito che vi facciamo è quello di applaudire i carri che sfileranno qui davanti a noi in quel di Viale della Vittoria a Vittorio Veneto. State già affollando oltre ogni ordine di posti, come si diceva una volta, tutto il viale, tutto pieno. Il viale. Ma c'è ancora qualche posto. Sì, in prefettura non abbiamo comunicato il dato perché di solito non si comunica mai, assolutamente. Allora vi ricordiamo che questo pomeriggio avremo ben 14 gruppi qui a sfilare qui a Vittorio Veneto, quindi un nutrito gruppo. Poi naturalmente andremo a conoscere passo dopo passo i vari personaggi. Vi dico che tra gli altri avremo anche degli abiti suggestivi fatti quest'anno con le bottiglie di riciclo, quindi abbiamo di tutto un po'. Poi andremo a vedere, forse ci saranno dei riferimenti alle Olimpiadi, chi lo sa. Chi lo sa, assolutamente. Staremo a vedere, staremo a vedere. Adesso direi che... Allora, cosa prevede il menù della giornata? Scaldiamo i motori con il nostro gioco, quello che più ci entusiasma, il gioco della spesa, e quindi tra pochissimo voi qui tra il pubblico sarete i protagonisti del nostro gioco che vi permetterà di vincere un buono spesa del valore di 50 euro. Sì, ricordiamo che lo troverete naturalmente nei supermercati Maxi e Spac, che è uno degli sponsor che ha messo in palio proprio questo buono spesa. Certo. E selezioneremo, se riusciamo, dal pubblico 10 persone, quindi pensate chi vuole venire qui davanti, non vi costa niente, dovete solo fare un esercizio per vedere se siete delle brave massaie nel fare il calcolo della spesa. Certo. E detto questo abbiamo anche le autorità qui, le facciamo salire adesso. Facciamole salire. Allora prego, attorniata dai palloncini, la sindaca Mirella Bagliana e l'assessora Barbara De Nardi, eccola qua. Allora, la sindaca col palloncino, venite qui, lì dobbiamo guardare di un po' di sbiego. Guardate un po' di sbiego, perfetto. sì, esatto. Mentre l'assessora De Nardi la vediamo un po'... In veste olimpionica, io vengo di qua. Patriottica, ecco olimpionica. Qua. Allora, sindaca, poi ci sarà modo anche di parlare più approfonditamente nel corso del pomeriggio, ma intanto da qui, adesso che è appena salita, il colpo d'occhio qual è? Il colpo d'occhio è bellissimo, siete veramente tantissimi, vi ringrazio di essere qui oggi. È una bellissima festa, una bellissima giornata e veramente sarà uno spettacolo entusiasmante. E lo speriamo, anzi siamo certi che sarà così. Assessora De Nardi, è arrivata da Cortina da 5 minuti. Sì, ho fatto proprio una... Toccata e fuga. Ha fatto una brignonata. Ecco, poi facciamo vedere anche i cerchi olimpici sulla guancia, appunto. Adesso forse, eccola qua, perfetto, quindi in perfetto tema olimpico. Poi avremo modo anche magari di fare un applauso perché anche abbiamo vinto una medaglia poco fa, la Brignone ha vinto un altro oro, se non sbaglio, non vorrei dire. E applaudiamo sta Brignone! Esatto, quindi siamo tutti un po' permeati da questo spirito che però oggi si fonde con i colori del carnevale, Assessore. Assolutamente, mi sa che a proposito di medaglie d'oro, quest'anno batteremo anche il record dell'anno scorso di presenze, guardando quello che si vede anche che sta arrivando ancora di persone sul viale. Siamo direi felicissimi della giornata perché col brutto tempo di ieri abbiamo tremato, ma per fortuna le previsioni del tempo sono state perfettamente rispettate e anche dal punto di vista della temperatura è veramente un'occasione meravigliosa per guardare questi carri. Abbiamo il Visentin innevato qui proprio dietro di noi e poi abbiamo questo sole che ci sta scaldando in questo pomeriggio. Voi rimanete qui con noi? Non abbandonate. I ringraziamenti adesso? Dopo. I ringraziamenti li può fare dopo. Bene, adesso... Grazie intanto alla sindaca e all'assessora De Nardi. Io inviterei a già salire quel losco figuro del nostro presidente.
Redo e poi Bezzo. È sempre lui. Molto bene, Redo, prego, anche perché ci serve un notaio per il gioco della spesa, quindi direi che è giunto il momento di cominciare con il gioco della spesa che vi permetterà, lo ricordo, di vincere un buono spesa del valore di 50 euro. Allora, il nostro Roberto sta già scendendo, ma Redo intanto. Allora, come... Pronto? Sì? Sono io. Eccolo qui. Buonasera, buongiorno. Come è andata l'organizzazione in questi giorni? Ieri abbiamo un po' tremato con la pioggia, però oggi siamo baciati dal sole. È vero, e intanto buongiorno a tutti, benvenuti alla sfilata dei carri mascherati qui a Vittorio Veneto, l'edizione 2026 che è baciata dal sole oggi, quindi sì, ieri eravamo preoccupati, purtroppo sono saltati gli eventi per famiglie che erano programmati qui a Vittorio Veneto il sabato per le famiglie, però abbiamo ordinato la giornata di sole e ci ha ascoltato, una su due è andata bene, quindi sì. siamo qua. Allora, come dicevamo che prima, già da qui vediamo Viale della Vittoria invaso e quindi tutto lascia presagire per un ottimo pomeriggio insieme, ma adesso è il momento del gioco della spesa. Vediamo Roberto già pronto per il reclutamento dei concorrenti. Grazie, prendo la linea dal fondo strada. Allora, io avrò bisogno di 10 volontari, dai, per fare il test della spesa. Allora, se mi aprite un attimo un varco qui, chi è che vuole tentare la misura? Dai, forza, dai, non avrete mica paura di tentare la fortuna, dai, vieni qua anche tu, avanti. Allora, 1 qua, 2 ce ne abbiamo, dai, forza. Signori, avete paura? Lei ha paura di tentare la fortuna? Allora guardano dall'altra parte, dai, lei con gli occhiali, lei venga, no, ma che ha paura? Venga, non abbia paura, non le faccio niente, non la rimando a casa. Eccoli qua, dai, forza, qualche altro che ha voglia di tentare la fortuna? Ecco, avanti. Eccoci qua, avanti. Allora, quanti siamo? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce l'abbiamo. Però la bambina piccola sarebbe il caso che venisse anche il papà comunque, Direi che, insomma, io capisco, ma che uno vada a fare la spesa, anch'io andavo a fare la spesa da giovane, però, insomma, eccoci qua, avanti. Ce la possiamo fare. Benissimo. Direi che abbiamo raggiunto... Siamo pronti. Allora, adesso a me gli occhi, che poi vi presentiamo tutti. Allora, il nostro presidente Redo Bezzo è andato a fare la spesa. Questa mattina all'orario di apertura. Allora vedete che c'è da sinistra, vedete che c'è un detergente. Lo spiego io magari. Sì, prego, vai. Che le diottrie sono quelle che sono. Allora, abbiamo dello sgrassatore Marsiglia e poi delle penne rigate e ancora un ammorbidente concentrato delicato però. Sì, perché per la pelle. E poi dei foglietti assorbicolore che sono quelli da mettere credo nella lavatrice e del riso soffiato al cioccolato e ancora dei fagiolini ricchi di fibre, dei fagiolini buoni quelli della ditta Mondo Natura, della linea Mondo Natura, che è quella che si trova al Maxi. Cracker salati, ha un futuro come televenditore, e poi delle gallette di mais biologiche, ecco qua. Di mais. Poi abbiamo delle olive verdi snocciolate per l'aperitivo che fa sempre buono e dello zucchero di canna. Zucchero di canna. Bene, allora adesso voi intanto pensate, voi dovrete pensare al valore della spesa. Adesso intanto presentiamo i nostri ospiti. Concorrenti. Allora, caro il nostro concorrente, lei è? Bruno! È arrivato Bruno e lei la signora? Aspetta, piano, fermi, che il notaio non è ancora pronto. No, ma io sto facendo il giro dei nomi. Ma intanto scriviamo i nomi che ci prendiamo avanti. Ernodaro sa bene il primo è Bruno. Si chiama Bruno. Bruno. Ti chiami sempre uguale a Bruno? Bene, sono felice. La signora? Giuliana, poi passiamo? Fiorella. Diana. Corrado, l'uomo scelto. Perfetto, e tu sei? Ziad. Perfetto, poi abbiamo? Me lo devi dire più forte. Ainur. Va bene, perfetto. E il papà è scomparso? Ce lo siamo giocati, perfetto. Martina, poi abbiamo? Paola e? Susanna. Perfetto, benissimo. Allora, cominciamo.
Allora, un attimo che qui abbiamo abbiamo anche i genitori? Sì, avrei... Perché i minori non possono ricevere un allora, premio il in papà che gettoni era d'oro. qui, avevamo chiesto che ci fosse qui il papà, per cortesia. Tu sei accompagnato Papà da qualcuno? ha demandato. Digli di venire qua il papà, digli. Allora ce la Deve famo? fare anche lui la figura. Sì, il papà di Ainur, per favore, se rimane... è andata via la seconda figlia? Molto Brava. bene, molto bene, molto bene. Bene, Eccoci bene. qua. Allora, il gioco in che cosa consiste? Voi dovete dirci a quanto ammonta la spesa. Quindi lo scontrino che questa mattina il buon Redobezzo di buon mattino è andato a fare la spesa appunto in un punto vendita Maxi e ha portato a casa tutta questa bella roba. E quindi partiamo dal signor Bruno. Partiamo da... Caro il nostro Bruno! Caro Bruno, se sbagli hai perso, se fai giusto hai vinto, vedi tu. Secondo te il valore della spesa è? 24,75. 24,75. 24,75 dice Bruno. Poi abbiamo la sora Giuliana che dice 28,60. 28,60 Giuliana. Ecco, adesso passiamo a Fiorella. 25,90. 25,90. Perfetto. Poi abbiamo Diana. 23,60. 23,60. Bene. Poi siamo con il mitico Corrado, l'uomo prescelto. Vai Corrado. 28,50 €. 28,50 €. Bene. Poi 20,61. 20,61. Perfetto. Aspetta, fermo, torna indietro. Chi ha detto 23,60? 23,60 lei. Poi ci mancava un nome. 28,50 Corrado. Corrado, perfetto. Corrado. Aspetta che qui abbiamo... Aspetta, piano. 28,50. Perfetto. Poi Ziad 20,61. 20,61. Perfetto. Poi Ainur. Ambo. 29. Terno. 29. 29. Martina. 23,20. 23,20. Per Martina. Perfetto. Poi Poi abbiamo Paola. 19. E poi 23. Susanna 23. dice 23. 23. Allora, ripetiamo molto velocemente. Bruno. 24,75. Attenzione concorrenti. Attenzione, state concentrati. Attenzione, Bruno. 24,75. Giuliana. 28,60. Fiorella. 25 e 90. E 90, vero. 25,90. Diana. 23,60. Perfetto. Corrado. 28,50. 28,50. Giad. 20,61. Perfetto. Ainur 29. Perfetto. Martina 23,20. Paola 19 e Susanna 23. Perfetto. Ci siamo? Bene. Bene, allora signore e signori, la Cominciamo. giuria, che sarebbe Redobezzo, si è riunita e sta per decretare il vincitore o la vincitrice del buono spesa dell'edizione 2026 del gioco. Diamo subito oppure congediamo chi è più lontano? Come sono le allora, macchine? lei che è lì l'inviato, le macchine... stiamo arrivando. Perché ci terrei che non investissero i nostri concorrenti. Possiamo prenderci ancora 2 minuti allora? Sì, Un minuto. Un minuto. Quindi dobbiamo salutare, in senso figurato, la signora Giuliana. È stato un piacere. Giuliana, mi dispiace, sarà per la prossima volta. E poi dobbiamo salutare il signor Corrado. Anche per lei Corrado, Miss Italia finisce qui. mi dispiace, è E stato un poi piacere. Dobbiamo salutare Ainur, ci dispiace per tutta la famiglia. E poi salutiamo la signora Fiorella. È stato un piacere. Un applauso a tutti i nostri Facciamo un concorrenti applauso a chi ha che partecipato. hanno partecipato al nostro gioco. E ancora salutiamo il signor Bruno. Bruno, te ne devi andare, mi dispiace. Abbiamo... Quanti sono rimasti? No, allora sono rimasti Diana, Giada, Salutiamo- Martina e Susanna, giusto? E anche Paola. Salutiamo anche Martina. Anche Ci Martina, dispiace. mi dispiace Martina. Avvicinatevi. Salutiamo anche Susanna. Susanna, è stato un messaggio dal cielo. Ciao cara. Salutiamo anche
Paola. Se vedremo. E quindi chi vince? E quindi vince l'edizione 2026 del gioco della spesa abbinato a Carnevali di Marca. Jihad allora, ci ha detto 20,61 e lo scontrino? Lo scontrino ammonta a 21,47 centesimi. Quindi venite bene, pure adesso qui. Complimenti. Vanno Venite a ritirare qui, il venite buono. E cosa vincono? Cosa vincono? Un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in uno dei punti vendita. Allora, fermi là, guardate per di là. Allora, attenzione, consegna ufficiale da parte del Presidente. Venite di qua, prego, venite perché ce la faremo. Eccoci qua, guardate sempre di là, un po' ce la faremo prima della fine. Eccoli qua, perfetto, con i vincitori. Grazie, è stato un piacere. Adesso vi potete godere la sfilata dei carri allegorici che stanno per arrivare. Quindi Roberto, ti chiedo di tornare adesso sul arrivo. palco, perché vedo che stanno arrivando anche gli amici di Radio Wow, e quindi ci apprestiamo a vivere insieme il pomeriggio dei Carnevali di Marca e dare appunto il benvenuto al primo dei gruppi che sfileranno. 14 abbiamo detto i gruppi che sfileranno qui davanti al nostro palco. Io faccio il giro da tavola. Allora, adesso siamo, come dicevamo, pronti per il via ufficiale. Adesso abbiamo Radio Wow che è pronta ad aprire questo pomeriggio del Carnevale di Marca qui a Vittorio Veneto. Dicevamo 14 gruppi, abbiamo diverse tematiche rappresentate in questo pomeriggio del Carnevale. Abbiamo il mondo dei cartoni, avremo anche un aspetto legato alle Olimpiadi, quindi abbiamo di tutto un po'. C'è di tutto e ovviamente il programma è molto ricco. Direi, caro Roberto, che è giunto anche il momento di ricordare tutti, stavamo per far fuori un microfono, tutti gli amici che rendono possibili le sfilate dei Carnevali di Marca. Certamente, allora un grazie naturalmente a tutti gli sponsor, da Banca Prealpi San Biagio, Noi per Noi, Soligo Spumanti, Sarlo Group, Demma Pubblicità, Pagnossin, Ops, Pubblicità Oggi Treviso, Toffolatti Gioielli, Homes Industrie, GSE, Maxi Spark, Supermercati e VIP Tende. E adesso eccoli qua, naturalmente, con l'ilarità e la voglia di fare radio, che arriva direttamente qui in Viale della Vittoria. Radio Wow per voi questo pomeriggio qui a Vittorio Veneto. Ma ciao Vittorio Veneto, bentornati! Allora amici, io ogni anno, visto che per noi è un piacere tornare in questa fantastica città, abbiamo un rito che di solito facciamo fare un urlo. Intanto buon pomeriggio. Ciao. Abbiamo sentito l'area che arriva. Senti sta voce che arriva dalla zona del Veronese. Sembrerebbe, non so, a questa voce. No. Padovana. Ma era apposta perché volevamo vedere se reagiva. Allora, com'è il colpo d'occhio da lì a qui? Allora, il colpo d'occhio è molto molto bello. Diciamo che i carri sono molto belli. Sono molto ben allestiti, ma ci sono anche delle belle sfilate prima dei carri. Ho visto un sacco di ragazze oggi pronte per far festa, per divertirsi, ma soprattutto un sacco di famiglie contente di essere tornate qui a Vittorio Veneto per questa fantastica sfilata. E allora devo dire che l'entusiasmo è palpabile, manca veramente poco perché voi state dando il via ufficiale alla sfilata e quindi noi vi ringraziamo, vi salutiamo e ovviamente tutti i nostri partecipanti al Carnevale quale radio devono ascoltare? È molto semplice, la Radio Wow. Ah, ok. Wow! Bravo, però vedi, noi abbiamo il rito. Sì, facciamolo sto rito, Vai. dai, lancialo, vai. È molto semplice. Allora, io di solito faccio partire un video, Sì. perché faccio cose. Faccio partire un video. Faccio cose? Sì, faccio cose, parlo. Ok. Sono una donna, faccio più cose con te. Sì. Molto bene, giusto. La famosa frase del neurone. Vai. Al mio 3 sarebbe bellissimo vedere qui alle mie spalle tutta la piazza di Vittorio Veneto che urla wow. Pronti? Facciamo una prova. 1, 2, 3. No. Più decisi, Questa più era decisi. la prova, dai. Sì. Belli carichi. Al mio 3.
Wow! E allora iniziamo così questa sfilata 2026 qui a Vittorio Veneto. Grazie mille, buona continuazione. Ci vediamo Ciao. più tardi no? Beh, se volete, se no io sto... No, so che vai, che vieni, poi oggi... Ah, detta così può suonare male. No, Ecco. io ho detto che andavi e tornavi, è diverso. Non chiamarmela. Allora noi continuiamo così. Salutiamo gli amici di Radio Wow. All'apertura ufficiale di questa edizione 2026, eccoli qua. Vediamo anche questo bellissimo veicolo vintage che ci lancia sì. proprio l'allegria che è giusto che ci sia oggi qui a Vittorio Veneto. E da un vintage all'altro vintage direi, perché abbiamo... anche gli amici di Pagnosin hanno scelto un veicolo dell'ultimo grido. Dell'ultimo grido, sì. Deve essere un cabriolet ribaltabile. Tra l'altro è guidato da colui, il padrone dei supermercati. Ecco, È lui? diciamo è lui il padrone dei supermercati. È lui? Sì. È E lui. ogni giorno va al lavoro così, Sì, con sì, questo, tutti i giorni, con tutti questo i giorni. automezzo, ecco. Ma deve averci l'aria confezionata. Lui non c'ha l'aria condizionata, c'ha l'aria confezionata. Sì, perché se sì. la porta direttamente da casa. E allora salutiamo anche un altro dei nostri sponsor che sta passando in questo momento qui davanti al nostro palco, e ovviamente, come vi dicevamo, stiamo scaldando l'atmosfera, ma è giusto anche ricordare, cari amici, che ovviamente c'è anche un modo per sostenere l'associazione Carnevali di Marca. Assolutamente. E qual sì. è questo modo? Questo modo è acquistare un biglietto della lotteria dei Carnevali di Marca. Perché, Sì. Roberto? Perché ricordiamo che, a parte il montepremi, che fra poco vedete anche il primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca, che è una bellissima Opel Corsa 1200 1.2 con tanti cavalli sotto il cofano, ma quanto bastano per andare giusti. Allora vi ricordiamo che nel montepremi, oltre naturalmente al primo premio, poi ci sono tanti altri buoni spesa, ma c'è un aspetto molto importante. Quale? Dici. Perché investire su Carnevali di Marca, sulla fortuna? Perché uno, da un lato potete vincere un premio, e qua questo è scontato, Sì. se non compri non vinci. Secondo aspetto, comprando i biglietti alla lotteria dei Carnevali di Marca sostenete le sfilate stesse, perché è uno degli elementi importanti assieme agli sponsor per riuscire a organizzare queste oltre 20 sfilate. In più c'è il terzo elemento che non è da meno: la serata dell'estrazione. Vengono scelte 3 associazioni alle quali vengono donati una parte, una percentuale dei proventi, se non ricordo male un 10 centesimi per ogni biglietto venduto, che vengono divisi per 3 progetti di 3 associazioni. Quindi è un modo anche per fare della solidarietà. Esatto, quindi ci sono questi 3 aspetti, ma appunto il primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca sta passando qui davanti a noi, davanti al palco, questo momento. Ma hai notato che oggi quelli del primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca viaggiano in 2? Viaggiano in 2, sì, Strano, esattamente. strano. Quindi questa è la nuova Opel Corsa. Fanno effetto pattuglia. Sì, che ovviamente avrete modo di vincere anche acquistando solo uno dei biglietti della lotteria dei Carnevali di Marca. Esattamente. E naturalmente... Guarda che bella, guarda che roba. Che roba! Per 2,50 € direi che è un buon affare. È un buon affare. Ma dobbiamo anche ricordare che il montepremi totale è di ben 25.000 euro. Quindi questo primo premio che state vedendo in questo momento è l'Opel Corsa, come dicevamo, del valore di 21.500 euro. Ma poi ci sono anche dei buoni acquisto, toffolati gioielli del valore di 1.000 euro, e poi ancora un altro buono acquisto, sempre toffolati gioielli del valore di 500 euro, e ancora dei buoni acquisto Maxi e Spac del valore rispettivamente di 200, 100 e 50 euro. Quindi cosa dovete comprare un biglietto, testate la fortuna. Da un biglietto 2, 3, 4, 5, un blocchetto. Anche perché in questo modo vuol dire anche sostenere Carnevali di Marca. Poi magari il giorno dell'estrazione, che sarà il 14 di marzo, giusto? Magari vincete un bellissimo premio a toffolati gioielli, arrivate a casa e dite: cara, alla moglie, guarda che bel regalo ho per te, e dici: mi è passato San Valentino,
ma io ti festeggio ogni giorno. Un mese dopo, esattamente. Siete a posto, belli, precisi, no sbatti, e quindi avete una grande opportunità. Quindi vi ricordiamo oltretutto che ci sono anche dei buoni spesa, anche perché l'attenzione di Carnevale di Marca tramite il suo sponsor è anche proprio di fornire dei premi che siano molto vicini e utili. Benissimo, allora adesso mentre vedete anche abbiamo le altre proposte di sempre di Sarlo Group, che è il nostro sponsor che abbiamo indicato, poi abbiamo anche in arrivo anche l'altro nostro sponsor che è VIP Tende. Dicevamo che fra poco vedremo gli altri gruppi che sfileranno. Avremo dei gruppi a piedi, avremo le Majorette di Prata di Pordenone, poi arriveranno un gruppo sempre che ci porta nel mondo dei cartoni animati con il gruppo di Salzano, poi avremo le Cartamodelle che sono proprio il gruppo che ci danno l'opportunità di vedere dei vestiti un po' particolari, e poi ancora Chions con il mondo dei desideri, la scuola Cerletti che va a festeggiare un evento importante, i suoi 150 anni, poi ancora... Ma non dare troppi spoiler però, perché sennò poi... Stai spoilerando. Sono arrivato a metà. Ah, ok. Sono arrivato a metà. Adesso io direi che potremmo... Sì, cosa potremmo fare? Potremmo, visto che abbiamo un po' abbiamo le Majorette che le Majorette che sono quasi in linea d'arrivo. Potremmo che ne so, che ci beviamo un caffè? Se vuoi. No, se vogliamo far salire di nuovo il sindaco. Un altro giretto. Ok, sì. Sindaca e assessora, prego. Tornate su, prima era l'antipasto, adesso è il primo, poi a ogni portata vi facciamo venire su. Poi ci facciamo anche fare una foto, perfetto. Allora. Eccoli qua. Redo, vieni. Redo, venga avanti, venga. Arrivano le Majorette, ma abbiamo ancora 30 secondi. Allora, eravamo in debito dei ringraziamenti, sindaca, e intanto qui il colpo d'occhio è sempre più entusiasmante e c'è gente veramente a perdita d'occhio. Innanzitutto rinnovo i ringraziamenti a tutti i presenti, a tutti coloro che sono arrivati dalla città di Vittorio Veneto, ma dai comuni limitrofi. Grazie veramente di essere qua, è veramente un piacere vedere tante persone nella nostra città. E vado con i ringraziamenti doverosi all'associazione Carnevale di Marca, veramente per tutto quello che fa, per l'impegno e anche per le varie tappe che mette in essere sui nostri comuni. Ringrazio coloro che i carri e coloro che stanno sui carri e che lavorano per tutto l'anno per allestire i carri mascherati, e quindi dico che è un momento di serenità in questo mondo che purtroppo in altri luoghi ci sono appunto situazioni difficoltose, di guerre. Ci si fosse i carri mascherati in qualsiasi parte del mondo sarebbe bellissimo. Io auguro veramente a tutti voi una buona giornata, un buon divertimento. Ringrazio Federico e Roberto per la loro presenza, ringrazio la Tenda TV e buona spettacolo e buona carri mascherati a tutti. Grazie sindaca, ovviamente voi rimanete qui perché lasciamo spazio alle Majorette direttamente da Prata di Pordenone. E andiamo al ritmo di musica, dai, forza, applaudiamo le Majorette, Music Show Band Majorette di Prata di Pordenone.
mondiale folcloristico, eccoli qua, con oltre 45 elementi, musicanti e majorette. E l'applauso di Vittorio Veneto, dirette dal maestro Luciano Corazza, presidente Giuseppe Piccin, direttrice artistica delle majorette Laura Moretto. Invitiamo un rappresentante a salire per ricevere un piccolo... Sì, perché c'è l'attestato, c'è l'ingresso laggiù. Chiamiamo Irma, storica, appunto, rappresentante responsabile del gruppo Maggioretti Plata di Pordenone. Io conosco lei, non conosco il maestro, non conosco le persone di prima. Comunque lei e anche qualsiasi altro rappresentante, ciao. Pronti qui per la foto di rito? Qua in mezzo, guardate di là, guardate di là, guardate di là. Perfetto, un passo indietro, riceve. Eccoci qua. L'attestato di partecipazione con il grazie dell'Associazione Carnevali di Marca alle Majorette di Prata di Pordenone. Un gruppo storico composto da circa 45 elementi tra musicanti e majorette, con una grande passione che è la musica e la danza. Qualche anno che non vedevamo sfilare qui a Vittorio Veneto, ma sono gradito ritorno. Un gradito ritorno. E allora ancora un grande applauso alle Majorette di Prata di Pordenone, che dopo la sfilata delle auto hanno dato il via ufficiale alla sfilata 2026 del Carneval di Marca qui a Vittorio Veneto. Adesso siamo con il prossimo gruppo che arriva direttamente da Salzano, Semo a Cartoni. Ecco questo gruppo in un'atmosfera di gioco e divertimento fa sfilare personaggi che hanno caratterizzato l'infanzia dei Puffi, inseguiti da Gargamella. Poi abbiamo il simpatico Gigi la Trottola, Sanpei, il famoso pescatore con le sue amate canne da pesca, Lady Oscar con il suo André, la divina Pollon e i suoi amici. Poi c'è l'uomo tigre, poi Dit e Matley della corsa più pazza del mondo, il mondo dolce amore di Kiss Milicia e Mirko, gli sportivi Olli e Benji. Sì. Tu c'eri? Come no, come no. Olli e Benji, il famoso campo da le partite che duravano 2 ore e aveva il campo da calcio a forma di dosso. Esatto. E trovavano 45 persone in campo, non si capiva come mai. Guardate quanti sono e quanti. Sanpei, c'è anche ciao Sanpei. Para, tutti ci sono. Tutti ci sono. Ho l'imbarazzo della scelta nel chiamare un rappresentante perché io li vorrei tutti sul palco, ma non è possibile. Noi vogliamo un rappresentante del gruppo di Salzano in provincia di Venezia qui sul palco per ricevere l'attestato da parte dell'associazione Carnevali di Marca e dalle mani anche dell'amministrazione comunale. Stia arrivando l'ispettore Zenigata. È lui? No, non so se è lui, è Zenigata. Zenigata, te lo ricordi? Lelù. Zenigata, eccolo qua. Centrali e consegniamo l'attestato di partecipazione. Qua, guardiamo per di là. Eccolo qua, perfetto. La consegna dell'attestato con il anche al gruppo di Salzano. Con Semo a Cartoni. Eccoci qui, grazie. E allora potete naturalmente notare, come dicevamo, i vari personaggi, dai Puffi a Lady Oscar, a Pollon, all'uomo tigre, a Dick Dastardly. Poi abbiamo avuto Zenigata che era in indagine, sta cercando di prendere come sempre Blue Pen, e tutti i vari personaggi rappresentati qui. Poi il nonno di Heidi, le caprette, tutti.
abbiamo tutti. Il nostro saluto ovviamente agli amici di Salzano. Eccolo là, Dick Dastardly, eccolo lì. È lui. Matley, dov'è Matley? Eccolo là, medaglia. Allora ci hanno riportato un po' nel mondo dell'infanzia, poi vedete anche un calciatore che ricorda naturalmente i nostri Olli e Benji. Dicevamo prima il famoso campo da calcio a forma di dosso che non finiva mai. E poi eccoci, abbiamo Lupin. Eccolo. È lei o non è lei? In dolce È lei. compagnia. Dolce compagnia. Mi pareva strano che ci fosse Zenigata e non ci fosse Lupin. Senti che motore che c'ha. Sembra un 3 cavalli di quando si taglia l'erba. Sì, non sono convinto dell'aspetto ecologico di questo motore. Ho il sospetto. Però insomma dai, brucia alcol. Poi abbiamo un personaggio un po' strano che arriva direttamente con la gerla. Non so se hai notato. Eccola, buongiorno signora. Buongiorno. Salve signora, salve. Lei salve. sta andando a sistemare le vacche in stalla? Ho perso la vacca. Perfetto. Succede. Infatti, cose che capitano. Cose che capitano. Beh, magari qua più avanti può trovare qualcosa. Vada signora, vada. Ecco, ha perso tutto. Campanaccio e tutto. Allora, dicevamo adesso... Sì. Mentre che noi attendiamo il prossimo Stanno gruppo, per arrivare le cartamodelle. Le cartamodelle, che è il gruppo che vi dicevo, sono un gruppo estremamente particolare, perché arrivano direttamente da Caorle e Brianne, quindi sono dei Caorlotte. Sì. Dei Caorlotte sono particolari perché questa è la loro terza, cioè voi andate in moda a Milano, invece loro sono la loro terza, come si chiama quando fanno sfilata? La terza sfilata, è la terza stagione che fanno. Prima hanno presentato. Io sai che non so dove stai andando a parare. Sto andando sui Visentini e sto andando giù. No, sto dicendo. Mi ricordo di quella volta che ci avevano portato dei bicchierini qui sul palco sì. Pensando che fosse acqua, invece era gin. Non è che la stessa compagnia caso. No, questi invece. La terza di cosa stiamo Allora, stiamo parlando che al primo anno hanno fatto con i giornali. Sì. Il secondo anno l'hanno fatto con il recupero delle cose, degli scarti del caffè, e quest'anno l'hanno fatto con le bottiglie di plastica, di riciclo. Totalmente riciclabili. Cioè, ecologici. Il vestito, le persone non sono riciclabili, ma sono uniche e inimitabili. Sono uniche perché sono molto creative e hanno avuto questa grande idea. Questa è la terza collezione. Collezione. Non mi veniva, ragazzi, ci vuole un gineto per tirarsi in qua. La terza collezione che fanno, quindi sono partiti con i giornali, hanno usato i recuperi del caffè, quindi delle cialde e tutto quello che ci sta dietro, e oggi guardate la particolarità di questi vestiti, perché riprendono anche il tema proprio delle bottiglie di plastica completamente riciclabili. Esatto, quindi con la goliardia e l'allegria del carnevale andiamo a far passare anche dei bei messaggi, ovviamente, perché è anche giusto così, cioè che il carnevale sia portatore anche di un messaggio. Qualche minuto fa la sindaca diceva un messaggio di pace, magari che in tutti i paesi del mondo si potesse festeggiare carnevale oggi, invece non sempre è così, e quindi il nostro auspicio anche da questa piazza di Vittorio Veneto, da questa via veramente colorata e festante, è quello che si possa trasmettere anche questo messaggio di pace e anche in questo caso il messaggio legato all'ambiente. Chiamiamo un rappresentante qui sul palco del gruppo per ricevere l'attestato direttamente dalle mani, questa volta del presidente dell'Associazione Carnevali di Marca, Redo Bezzo. Eccola qui, prego. Sai, diceva prima, non mi ricordo più, qualche referente mio diceva più carri mascherati e meno carri armati. Certo. È male. Sì. Prego, ecco. Allora, signora, si accomodi qui e guardi di lì. È proprio tutto un cerimoniale qui. Prego, con il cerimoniale consegniamo, perfetto. Naturalmente. Molto bene. La foto di rito anche per questo gruppo, che ricordiamo arriva direttamente da Caorle e Brianne, e sono alla loro terza collezione, quindi quando diciamo che il carnevale poi oltretutto è
sono carri allegorici, il modo di travestirsi in modo stravagante, e anche questa è la fantasia di riuscire da dei prodotti oramai poveri come potrebbero essere sono le bottiglie di plastica, riuscire a ricavare qualcosa di particolare e di divertente, insomma, da vestire. Comunque io ti verrei bene con quel vestitino. Con quel vestito lì. Sì, per il prossimo anno potremo pensarci, potremo pensarci. Sì, però a me ci vuole la taglia 3X, ma forse ci vuole il 66X. Ma noi chiediamo che per l'anno prossimo ce ne preparino uno che per noi. Sì, basta che non arrivino con i bidoni per me. No, insomma, ecco. non si sa, non si sa. Bene, grazie agli amici appunto di questo gruppo Le Cartamodelle che hanno deciso di prendere parte alla sfilata del Carnevale di Marca qui a Vittorio Veneto. E siccome vedo all'orizzonte che sta per arrivare il primo carro di una dimensione considerevole, direi che possiamo anche ridare la parola all'assessora Barbara Denardi, esatto, che prego, si accomodi guadagni qui. il centro della scena. Abbiamo detto, dicevamo prima, reduce dalle Olimpiadi, appena fatto lo slalom gigante. No, curling. Ah, curling perché è un po' più semplice. Sembra semplice. No, perché adesso c'è la moda di esercitarsi a casa con le pentole a pressione. Sì, è vero. Allora è vero, tutti a casa con le pentole a pressione, avanti e indietro. E avanti in tre. Allora, abbiamo parlato prima, abbiamo detto che è buona, mi sento di dire che adesso possiamo dire che è ottima. Assolutamente, dicevamo prima con la sindaca, il colpo d'occhio è anche superiore al record dell'anno scorso, per cui sicuramente un grande complimenti, oltre che un grande grazie all'Associazione Carnevali di Marca. Come ogni anno grazie a tutti i gruppi che organizzano i carri, perché è un lavoro lunghissimo. Abbiamo visto appena adesso questo gruppo che addirittura ci ha messo un anno solo per recuperare, mi dicevano prima, i materiali necessari a realizzare gli abiti, per cui un lavoro grandissimo. E mi piace anche ricordare, in una terra come la nostra, che è una terra che ha tanta agricoltura, che senza i trattori che trainano i carri più grandi queste sfilate non le potremmo fare, per cui ringraziamo anche i nostri agricoltori che mettono a disposizione i trattori. Certo, tutte le aziende agricole che appunto contribuiscono in maniera fattiva alla buona riuscita di queste sfilate, perché ricordiamo appunto c'è tutto l'aspetto dei trattori, poi c'è anche i carri appunto anche per il trasporto dei materiali, perché pensate, ieri pioveva, ma insomma ieri c'erano altre sfilate, ci sarebbero state altre sfilate da un'altra parte, e poi oggi, questa mattina, sono arrivati alla buon'ora a Serravalle, hanno fatto tutto l'allestimento, quindi pensate a quanto lavoro ci sta dietro alla realizzazione dei carri che vedrete sfilare quest'oggi qui davanti a noi a Vittorio Veneto. E infatti adesso siamo pronti per accogliere il prossimo gruppo, che è l'edizione 2026 Vittorio Veneto. Arrivano direttamente da Chions, sono gli amici di Chions con I Sogni Son Desideri 2.0. Allora, eccoli qua, il gruppo di amici di Chions, che è nato nel 2016 da un gruppo di amici con la passione del carnevale, anche perché ricordiamo che Chions è una lunga tradizione di carnevale. Viene proposta e riproposta l'anno successivo la barca dei pirati per portare tanta allegria. Nel 2018 la squadra inizia a crescere sia in termini di numeri che anche dimensione di carro, e come tema viene proposto quello di Camelot. Poi si sale, si arriva avanti, e poi il carro di quest'anno ci unisce i sogni e le avventure di alcuni protagonisti indimenticabili, a partire dalle figure principali di Pinocchio, che sogna di diventare un bambino vero. Accanto a lui naturalmente c'è la dolce e coraggiosa Cappuccetto Rosso, ma non manca il Pifferaio Magico, quindi tanti personaggi. E adesso lasciamogli un attimo nella loro coreografia. Eccoli qua, gli amici di Chions. Il corpo di ballo di Chions, degli amici di Chions.
Da Pinocchio a Cappuccetto Rosso, senza dimenticare il pifferaio magico. Altro personaggio presente fra i principali, il gatto con gli stivali, e per finire il principe Ranocchio. Tutto questo circondato da libri, piccoli personaggi e un magnifico castello. Eccoli qua i personaggi degli amici di Chions del pomeriggio del carnevale qui a Vittorio Veneto. Intanto invito un rappresentante del gruppo di Chions a salire qui sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione. Ok ragazzi, veniamo qua che è il momento. Vittorio Veneto, buongiorno, adesso arriviamo sul palco, prepariamo la coreografia. Siamo tornati dopo 2 anni. È un piacere venire qua, direttamente dalla provincia di Pordenone. Ballerini e ballerine, siete pronti? Abbiamo mandato su Trilli, la nostra Trilli, la nostra mascotte. Il gruppo, l'Associazione Culturale Amici di Chions presenta Carnevale 2026, i sogni son desideri 2.0. Sotto la città, come le tartarughe ninja, lottiamo per difendere l'umanità, senza tempo e senza età. Nelle vie di Gotham City per sconfiggere i banditi, i politici e le webstar, moschettieri e condottieri, ma con i superpoteri diventiamo super saiyan, armature Gli amici di Chions con la coreografia. Grazie a tutti, noi siamo gli amici di Chions, ci vediamo martedì a Conegliano, buona festa, ciao! Hai visto? Ci ricordano che il carnevale continua, noi stiamo festeggiando oggi qui a Vittorio Veneto. Andiamo avanti ragazzi! Ma ovviamente l'appuntamento è anche per martedì a Conegliano. Con il finalone a Conegliano, ricordiamo finalone anche a Treviso, questa stagione di Carnevali di Marca, edizione 2026. La vittoria che facciamo festa con quelli di Chions! Festa grande qua oggi, festa grande! Guarda questo Pinocchio gigantesco! Dicevamo i vari personaggi raccontati in questo carro con le figure dei desideri, con il Pinocchio e poi ancora il mitico pifferaio magico e poi ancora il gatto con gli stivali e il principe Ranocchio.
Cappuccetto rosso, non manca nessuno. Dai che spingiamo Vittorio, dai che Quella... Spingere e far ballare la fresca, puoi vincere e dominare la festa. La mia medicina, dire un'altra bollicina, fino alla mattina non ci scende la gaina e tu puoi spingere. Era un po' che non la sentivo. È tornata la gaina. Caro Roberto, sono andato a fare la spesa a proposito del gioco della spesa. Adesso tra un po', quando ci inquadrateci per piacere, scusate regia, ho fatto scorta di coriandoli. Ah, benissimo. Ecco qua, se volete abbiamo 2 coriandoli in croce. 2 coriandoli in perché croce. prima c'era l'assessore Denardi che aveva un sacchettino. Adesso e io ho detto, e chi siamo noi? Chi siamo noi per non avere il sacchettone? Quindi tra un po'... Eccoli qua! Non so se hai notato chi sta arrivando. Allora. Sono loro o non sono loro? Apriamo un capitolo interessante perché sta per arrivare un gruppo molto importante che ci tiene compagnia ormai da qualche anno e sono i nostri amici della scuola enologica Cerletti di Conegliano, che però quest'anno festeggiano un anniversario importantissimo. Roberto, sai quale? Mi pare che siano i 150 anni. 150 anni dalla fondazione appunto dell'Istituto Cerletti e quindi nel carro che vedremo tra poco si va a ripercorrere la storia appunto in cui potremo trovare dei personaggi storici come Giovanni Battista Cerletti, il fondatore assieme ad Antonio Carpenè, il professor Luigi Manzoni, ricercatore di fama mondiale, Giovanni Dalmasso, sviluppatore dell'enologia moderna, e Michele Giunti, fondatore della stazione sperimentale di viticoltura ed enologia. E quindi questi personaggi sono dei personaggi simbolo appunto per questa scuola, ma ovviamente ricordiamo che loro vogliono portare il loro entusiasmo, la loro gioia, e è un modo anche diverso insomma di fare gruppo all'interno della scuola, all'interno della classe. Portano il loro brio. E quindi noi invitiamo qui davanti al palco il nostro professore preferito. Sta dirigendo il traffico. Questo è un momento sempre particolarmente sentito da parte nostra, perché loro arrivano qui. Dai, facciamo uno... Aspetta. Facciamo un mezzo strappetto, dai. Allora, fermi qua, dovete venire tutti di qua e ci mettiamo in diagonale, guardiamo di là. Guardiamo di là. Ecco. Passo indietro, qua, guardiamo di là. Pronti, vediamo se qui è un record. Primo, vediamo se il palco di Gag Service ci tiene. Secondo, se riusciamo a starci tutti. Ecco, allora, per il momento ci siamo. Attenzione, non venite avanti perché altrimenti lì non ci vedono. Ecco qua, ci vengono in soccorso. Siamo pronti per un brindisi e per l'apertura ovviamente di questo famoso nettare. Un attimino, pronti? Siamo pronti? Stappa. 3, 2, 1, via! È andato! E abbiamo anche colpito uno del pubblico e questo vuole essere l'augurio. 150 anni non sono pochi, devo dire, Roberto. Sì, esatto, poi c'è l'assessora che voleva ricordare anche un piccolo... ci dica. Grazie. Approfittiamo per ricordare che sia la Scuola Enologica Cerletti sia Carnevali di Marca sono partner insieme a tutti i comuni dell'area del Prosecco di OCG dell'aver vinto il titolo di Città Italiana del Vino 2026 e 2027 insieme ai comuni del Vulture, per cui partono in queste settimane una serie di iniziative molto importanti che ci porteranno insieme anche alla Scuola Cerletti, ci accompagneranno durante quest'anno e l'anno prossimo. Ecco, molto importante questo, quindi un motivo ulteriore per festeggiare appunto la Scuola Cerletti. Guardate, c'è stata un'invasione di palco, direi. E allora facciamo un cin-cin alla Scuola Cerletti. Cin-cin alla Scuola Cerletti di Conegliano. 150 anni dalla fondazione e ogni anno vogliono portare
con la loro allegria, il loro entusiasmo. Grazie, cin cin. Il loro messaggio, insomma, che si può fare scuola anche divertendosi e creando dei momenti di aggregazione e divertimento proprio come quelli di quest'oggi. Mi dica? Io ho già bevuto, quindi puoi bere tu adesso. Ma lei ha già bevuto, ma ben prima di cominciare. No, ho bevuto questo pochettino d'accordo, d'accordo. Allora, il Cerletti, abbiamo ricordato in questi 150 anni i vari personaggi che hanno dato lustro a questa scuola e che sono oltretutto dei decani nel mondo della enologia moderna. E non dimentichiamo, poi abbiamo citato fra questi, vediamo la foto di Luigi Manzoni. Sì, il famoso incrocio Manzoni. Deriva proprio da questo grande docente del Cerletti. E poi il Cerletti stesso che ha dato il via ufficiale a questo tipo di lunga esperienza. Bene, adesso dopo l'euforia del vino, mentre Federico sta ancora sorseggiando, perché sorseggia, Federico sorseggia. Sorseggio. Adesso è il momento di arrivare, di apprestarci a vivere il prossimo gruppo che arriva direttamente da Susegana con Super Mario. Chi non si ricorda il personaggio di Super Mario Bros? E eccolo qua, gli amici di Susegana l'hanno voluto portare qui a Vittorio Veneto, anche perché ricordiamo il carnevale diventa l'occasione per portare in strada personaggi del mondo dell'animazione e non solo. Sì, intanto prima non so se ti sei perso, quando è partito YMCA io ho visto Aldo e l'assessora ballare. Quindi sono partiti. Poi potremmo. No, ho visto quindi. Poi vediamo le registrazioni. Dopo. Le registrazioni. La moviola. Vediamo il moviolone. Tanto mentre salutiamo gli amici di Susegana che stanno arrivando, ricordiamo che potete acquistare uno o più biglietti della lotteria dei Carnevali di Marca. E acquistando uno o più biglietti avrete la possibilità di vincere il primo premio, che è un'auto del valore di 21.500 euro, una Opel Corsa, e ancora tanti altri bei premi che verranno estratti nel corso del Gran Galà dei Carnevali di Marca il prossimo 14 marzo con soli 2 euro. Vi potete portare a casa 2,50 2,50 €, vabbè, avevo fatto lo sconto. Hai fatto lo sconto comitiva. Potete portarvi a casa un montepremi di 25.000 euro e al tempo stesso potete fare anche della beneficenza, quindi questo io ve lo ricordo. Intanto siamo pronti col prossimo gruppo. Siamo con Susegana con Super Mario al suo 22esimo anno di partecipazione al carnevale. Il gruppo di Susegana quest'anno ci propone il carro ispirato al più celebre protagonista dei videogiochi, Super Mario. Eccolo arrivare maestoso, pronto ad accogliere qui il pubblico a Vittorio Veneto. Completamente il livello di gioco, quindi potete completare i vari livelli di gioco quest'oggi qui con loro. Lasciatevi quindi coinvolgere dalla magia del Super Mario. E intanto ricordo, invito un rappresentante del gruppo a raggiungerci sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione. Super Mario, tutti nei panni di Super Mario, del fratello Luigi e della principessa Peach, e ci godiamo questa allegria di questo pomeriggio del Carnevale di Marca qui a Vittorio Veneto. Eccoli. E intanto siamo pronti per consegnare l'attestato. Pronti? Allora la principessa lo consegni tu. No, facciamo fare alla sindaca. Allora c'è una lotta per consegnare il premio. No, fai pure con lui. Fai pure con lui. Prego. Fai pure con lui. Grazie, non serve. Ecco la sindaca qui che riceve appunto foto di rito. Eccoli qui, l'applauso di Vittorio Veneto a Super Mario direttamente dagli amici di Susegana. Ricordiamo al loro 22esimo anno di partecipazione al Carnevale. Oh, era un po' che non sentivamo questa canzoncina. Sì, era tanto tempo. Anche devo dire che sì. No, a Carnevale di solito vai avanti con le hit che te le ricordi per mesi e mesi.
Super Mario con Luigi e la principessa Peach. Che poi ecco. quello che la cantava sì, è scomparso, non si trova più. Sì. Vabbè. No, perché lo prendevano per il fratello gemello di quello della Corea del Nord. Sì, è vero, quindi e allora lì lo hanno un po' bannato. Oh, e tra poco entriamo in pieno clima olimpico. Tanto qua si palleggia con i coriandoli. Tra l'altro prima l'assessore aveva ricordato una cosa, noi lo ricordiamo. Dobbiamo ricordare che noi vediamo oggi, nei prossimi giorni o nei giorni scorsi abbiamo visto le sfilate, oltre 21 quelle organizzate al Carnevale di Marca, che sono possibili grazie alla collaborazione di diversi elementi, le amministrazioni che accolgono, Carnevali di Marca con presidente Reso Bezzo che si dà da fare, e ricordiamo però ci sono anche i gruppi che organizzano le sfilate, che lavorano sotto l'estate con l'ombrellone, non è che dicono a pensare, letto, dicono cosa fene sto anno, quindi cominciano sotto l'ombrellone. E a questo vorrei dire che ci sono la creazione delle coreografie, i carri allegorici, ma ci vogliono anche le attrezzature. E ricordiamo, infatti, vediamo tantissimi tutti i macchinari che ci sono trattori, dietro. Ci sono e poi tantissimi furgoni, quindi questi sono le classiche persone che mettono a disposizione i loro mezzi, in modo particolare proprio le varie aziende agricole. Oh, là siamo pronti, adesso fra un po' facciamo anche la carambata tra Francesco e la sindaca. Ma siamo pronti per salutare il gruppo Fonfierun di Corbanese, che in pieno tema olimpico ha fatto una piccolissima variazione. Perché allora, ha detto, diciamolo. Allora, ci sono le Olimpiadi non ufficiali e quelle quelle non ufficiali sono Milano Cortina, che sentiamo tanto parlare. Poi ci sono quelle ufficiali che sono le Corbanese Cortina 2026. perché voi dovete sapere che il primo slalom gigante dov'è che si è fatto? A Corbanese. A Corbanese. Hanno fatto una discesa, cioè uno si è svegliato, adesso faccio lo sciatore, faccio il discesista, ha fatto lo slalom in mezzo ai pezzi. Tra le qualche curva. Poi è successo che il primo lo ha preso di traverso e poi un po' alla volta sono migliorati, ce l'hanno fatta. Esatto, e allora il gruppo Fonfierun quest'anno ha organizzato le sue Olimpiadi. Corbanese Cortina 2026. Oltretutto nota anche perché la divisa hanno anche una divisa particolare. Sì, hanno una divisa loro E con questa colonna sonora dedicata alla settimana bianca, ecco, abbiamo il corpo di ballo del gruppo Fonfierun direttamente da Corbanese, perché il famoso curling anche quello l'hanno inventato a Corbanese. Il gioco con le pentole a pressione l'hanno inventato a Corbanese. Perché c'era la nonna Pina che faceva avanti e dietro con la pentola a pressione e lì scoppettone e via. Perché il curling è nato con la famosa Alicia che pulivano dentro casa, facevano tutto dentro casa, e sono sempre loro. Quelli di Corbanese ogni anno trovano qualcosa. E allora, mentre abbiamo il corpo di ballo qui davanti al nostro palco, e intanto salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sulla Tenda TV, so che sono tantissimi anche da diverse parti del mondo, ci stanno seguendo sui social. Corbanese Cortina 2026, il gruppo Fonfierun direttamente da Corbanese. Fonfierun naturalmente ogni anno ha qualche, perché noi non lo sapevamo, manca solo che diventi provincia e siamo a posto. Là, esatto. Anche lì siamo a posto.
Però l'hanno indovinata, sì. No, perché questa sera non si va, cioè sapete che a Corso Italia, a Cortina si fanno gli aperitivi. No, adesso si fa l'aperitivo in centro a Corbanese. Ogni sera si trovano, finite le gare, a Corbanese. Ma a far potremmo festa. stasera tutti quanti fare un giretto a Cortina? Tutti a Corbanese. No, Diga. diga, lei con l'occhiale. Quale occhiale? Lei ha perso un po' di diotrie. Intanto chiamiamo un rappresentante se sale del sul palco, gruppo qui sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione. E anche Francesco honoris causa, perché direi che non lo lasciamo a casa. Guai, ecco. Pronti qui sulla nostra postazione, quindi guardiamo tutti di là. Venite qua e guardiamo di là. Perfetto. Venite di là, guardiamo di giù. Super giù, tutti a destra, di là, a sinistra. Ecco qua. Guardate tutti di là, guardate di là, gira, perfetto, ottimo, con la sindaca che con sé, e intanto ci piovono coriandoli. E ricordiamocelo sempre, piuttosto che piova altro, meglio coriandoli. E ringraziamo il gruppo Fonfirun di Corbanese per averci permesso di entrare appieno nell'atmosfera delle Olimpiadi Corbanese Cortina. Colpito, affondato. Allora, volevo ricordarvi che questa sera Casa Italia si trasferisce a Corbanese, faranno un festone grande, quindi mi raccomando, tutti pronti a Casa Italia a Corbanese. Intanto vi ricordiamo, mentre vediamo sto mangiando dei coriandoli. Ma infatti guarda che dicono che fanno bene. Speriamo che ripassi il Cerletti. Adesso bevi un litro. Speriamo che ripassi il Cerletti, bevi che così lungola. E così ti sistemi. Allora, ricordavamo infatti, mentre vediamo il bellissimo carro allegorico proprio organizzato ricordando proprio il mondo dello sci, e tra l'altro colgo l'occasione, mentre Federico si sta dissettando un attimino, visto che parliamo del mondo dello sci, vi ricordo che ieri è stata inaugurata proprio a Palazzo Todesco una bellissima mostra che si chiama Sport e Emozione. È una cosa molto particolare perché potete trovare tutta una raccolta incredibile delle varie Olimpiadi, e possiamo dirle anche il professor Cetolini in modo particolare. Trovate persino anche delle gazzette dello sport autografate di quando Alberto Tomba ha fatto le grandissime imprese, delle cose incredibili. Poi tutto questo fatto anche con la fondazione di Montebelluna, dedicato proprio alla calzatura, e lì trovate proprio diversi elementi interessanti, quindi proprio ci viene il lancio ufficiale per parlare di questa bellissima mostra. E eccoli qua, arrivano niente po' di meno che il gruppo di Nervesa. Parrocchiale di Nervesa della Battaglia con la banda dei Looney Tunes. Tutti i personaggi del mondo dei cartoni animati. Yes, quella. Bugs Bunny ci ha fatto la sorpresona. Bugs Bunny, ma guarda che c'è il baffo lì. Quanti sono? Guardate quanti personaggi baffo dei Looney Tunes oggi a Vittorio Veneto. Non manca nessuno, Ah, ragazzi, guardate che questi vi danno abbracci gratis, quindi approfittate che oggi sono in sconto, sono gratis gli abbracci. Hai visto che c'è la nonna che porta in giro Titti? C'è la nonna, c'è Titti Silvestro, ci sono veramente tutti qui a Vittorio Veneto per portarci colori, perché guarda che belli colorati che sono, simpatia e allegria. E il mio invito è quello sempre di applaudire i gruppi, applaudire i carri che stanno sfilando, pensando sempre a ciò che ci sta dietro nella realizzazione appunto di queste coreografie. Eccoli L'applauso qua. di Vittorio Veneto. Intanto invitiamo anche una delegazione anche di questo gruppo a salire per una delegazione olimpica, una delegazione olimpica. Siamo tutto a tema olimpico oggi. A salire per ecco, ci sono gli uomini degli abbracci, guarda. Sì.
Eccoli qua che arrivano, al quale consegniamo. Avevamo un nostro... Eccolo qua. Eccoli qua. Pronti a dispensare abbracci. Allora venite qua, venite qua, venite qua, venite qua. Allora guardate di là. Qua. Guardiamo di là. Pronti per la consegna dell'attestato di partecipazione Carnevale di Marca 2026. Grazie. La banda dei Looney Tunes. Cintura, rodilla, al piso, vai, pasa el limbo. Direttamente da Nervesa della Battaglia con la banda dei Looney Tunes qui a Vittorio Veneto. I vari personaggi oggi ci tengono compagnia, da Bugs Bunny a Daffy Duck a Titti a Silvestro a Yosemite Sam a Pepe Le Pew, Speedy Gonzales, la nonna Emma, non manca nessuno. Non manca proprio nessuno, c'è lui, c'è un altro cartone che si chiama Assistenza Carro. Sì. Perché ricordiamo che qua tra gruppi, le persone che sfilano, c'è tutto un nutrito gruppo che va al seguito e che segue tutte le varie fasi di organizzazione della sfilata. E a questo proposito, mentre continuiamo a vedere queste bellissime immagini con i dettagli anche dei carri che vi fanno percepire anche la grandezza e la maestosità appunto dei carri, ricordiamo tutto l'apparato delle forze dell'ordine e ovviamente dei volontari che rendono possibili le sfilate dei carnevali di Marca. Senza di loro tutto questo non sarebbe appunto possibile, non ci sarebbe questa festa oggi qui a Vittorio Veneto, e quindi dalla protezione civile alla polizia locale a tutti i vari enti che rendono possibile appunto questa sfilata. Ovviamente tutti i membri dell'associazione Carnevale di Marca in pole position a coordinare il tutto, ma è un bel gioco di squadra e quindi un applauso va anche a chi sta lavorando in questo momento per far sì che tutto possa svolgersi al meglio. E ora ci spostiamo a Signoressa. A Signoressa con Carnevale Insieme, con Pau il Patro, il carro mascherato che rappresenta il cartone animato, la squadra dei cuccioli. Protagonista è Ryder, un bambino di 10 anni che dopo aver salvato 6 cuccioli per strada li addestra fino a renderli una vera e propria squadra di pronto intervento. Eccoli qua. Sindaca, abbiamo una sua collega. Sì, sua collega. Che poi chiameremo qui sul palco per mi rappresenta che viaggia con la gallina sotto braccio. Sì. Ci sarà un momento istituzionale dopo. No, sai perché? Gemellaggio con Signoressa. Perché un sindaco o una sindaca ha sempre le uova nel paniere. Sì. E speriamo che non si rompano. No, certo. Allora abbiamo grandi e piccini qui davanti al palco. Attenzione. Pronti? 8. Facciamo ballare le manine con gli applausi, dai, diamogli la forza, dai, su. Pronto? Sono io. Non preoccuparti, niente è faticoso per un cucciolo coraggioso. Oh Patrol, siamo pronti all'azione, Ryder signore! Molto bene, al lavoro, Paw Patrol!
ad Adventure Bay. Ryder e i suoi cuccioli arriveranno, sai. Marshall, Rumble, Chase, Rocky sulla scala. Paw Patrol, Paw Patrol, Paw Patrol, problema conta tempo. Paw Patrol, saremo lì in alto. Nessuno mai ci fermerà. Paw Patrol, noi siamo qua. Venite qui, Paw Patrol, oh, oh, oh. Paw Patrol, oh, oh, oh. Paw Patrol. Anche di qua, vedi, oggi abbiamo un lancio di colori continui. Allora, invitiamo una delegazione a raggiungerci sul palco, la sindaca, Saga in pectore, in gallina anche. Sì. E poi appunto qualche rappresentante del carro per la sindaca premierà la propria collega. Sì. Adesso vediamo se si scambiano le uova nel paniere. Gemellaggio con signoressa, pronti? Eccola qua. Allora, prego, eccoci qui. Saluto istituzionale. Buongiorno. Sindaca, eccellenza. Si giri per di là. C'è l'uovo, allora nel paniere, perfetto. Eccole lì, perfetto. Guardiamo di là, pronti per la foto di rito. Eccoci qua. Complimenti. Molto bene. Il gruppo di signoressa, eccolo qua, complimenti a questo gruppo che ci ha portato nel mondo di Paw Patrol. E allora, mentre scorrono sul nostro teleschermo, aspettiamo solo un secondo, le immagini dei Paw Patrol con gli amici di signoressa. Cioè, tu hai mai visto un DJ in corsa? Guarda le bolle. Ma guarda il DJ in corsa. Sì. E signori, è scattata la Lorella Cuccarini che c'è in voi. Sì. Vola con tanto fiato in gola. Adesso voglio vedere se qualcuno... Guarda bolle. No, volevo vedere se qualcuno del pubblico faceva il gesto che faceva la Lorella Cuccarini quando cantava e ballava questa canzone. Manca solo quello, c'è qualcuno qui che non aspetta altro. Sì. Ma dobbiamo dare la parola mentre scorrono ancora gli amici. Dica, niente, falso allarme. Molto bene. Allora, adesso, mentre che salutiamo gli amici... Io mi scollego un attimo. Ti scolleghi un attimo? Sì, ma poi mi ricollego. Ti ricolleghi fra poco. Bene, volevamo ricordare, tra le altre cose, che intanto in giro ci sono i biglietti alla Lotteria dei Carnevali di Marca, ne abbiamo parlato all'inizio, adesso corre l'obbligo di ricordarlo ancora una volta. Carnevali di Marca, montepremi di oltre 25.000 euro, primo premio una bellissima Opel Corsa di oltre 21.000 euro, poi ci sono tanti altri premi, ci sono dei bellissimi buoni per quanto riguarda la gioielleria che trovate in quel di Pieve di Soligo, Topolini Gioielli, e poi ci sono altri premi, dei buoni spesa grazie ai nostri sponsor Maxi e SPAC. Cosa è importante? Perché è importante la Lotteria di Carnevale di Marca? Perché con 2,50 euro potete tentare la fortuna di vincere uno di questi premi in palio, ma soprattutto vi ricordiamo che questo è il modo per sostenere l'associazione Carnevale di Marca con le diverse sfilate. Tutto ciò è possibile grazie alla piena collaborazione con le amministrazioni comunali, ma anche grazie a tutti gli sponsor che cogliamo ancora una volta l'occasione per ringraziarlo, da Sallo Group a VIP Tende, Maxi, SPAC, Banca Prealpi San Biagio, Noi per Noi, Soligo Spumanti, Pagnossin, GSE Costruzioni Generali e ancora oggi Treviso, Ops Pubblicità. Tutti questi assieme alla Lotteria dei Carnevali di Marca ci danno l'opportunità all'associazione di
creare ogni anno questa magia del carnevale, e quindi comprando i biglietti potete sostenere questo. Ma ricordiamo oltretutto che il prossimo 14 di marzo, caro il nostro presidente Redo, prima arriva poi arriva Bezzo, che il 14 di marzo ci sarà l'estrazione. In quell'occasione 3 associazioni saranno selezionate. Quelle che vengono selezionate sono nel territorio dove opera Carnevali di Marca, sentendo magari le varie amministrazioni comunali, e vengono donati, viene fatto una donazione a queste associazioni per la loro attività che fanno nel territorio. Giusto? È corretto, infatti in occasione del galà conclusivo che tu hai ricordato e ripetuto che il 14 marzo a San Vendemiano saremo circa 400-450 persone tra autorità, gli sponsor e soprattutto tanti caristi e tanti anche collaboratori che in occasione ringrazieremo sentitamente per il vari supporto, il vario aiuto e le varie collaborazioni che hanno dato durante questi 2 mesi di sfilate che abbiamo organizzato. Ormai siamo quasi alla fine del calendario ufficiale, anche se abbiamo qualche recupero. Sì, c'è qualche recupero che nei prossimi giorni verranno ufficializzati. Poi ti sei dimenticato di questa sera. Questa sera? Bravo, è vero. Siamo tutti ospiti a casa di Redo e non lo sapevamo. Esatto, molto bene. Faremo un bellissimo aperitivo a casa di Redo. Magari ci troviamo in rotatoria là davanti al Marco Polo che facciamo show. No, allora dicevamo che ci sono, ricordiamo, come diceva anche Redo, ci sono alcuni recuperi che sono in corso di definizione, giusto Redo? Ma posso anche già dire le date. Allora, intanto stasera giustamente dicevi c'è la sfilata a Ronca. Allora, pubblico di Vittorio Veneto, dobbiamo raccontare questa vicenda che unisce me, Federico e Coriandolando per Pieve. Però aspetta che arrivo un attimo, che qui sono assediato. Sei assediato. Allora, intanto Coriandolando per Pieve, ricordiamo che anche questo è un gruppo oramai storico che fa leggenda qui anche a Vittorio Veneto. Da tanti anni si uniscono nel carnevale di Marca. Qui abbiamo il capocarro, guardalo, che lui Simone Capocarro, e guarda Roberto che colpo d'occhio, sono più di 100 loro come figuranti del gruppo Coriandolando per Pieve. Un bel gruppo, un bel gruppone naturalmente che vediamo qui qui a Vittorio Veneto. Federico, ci stai raggiungendo? Sì, arrivo. Allora, intanto così consegniamo anche l'attestato di partecipazione al nostro mitico Simone. Eccoli qua. Allora venite qua davanti, mettete, se no, non è che se non ci sono io non fate la foto. Allora, scusi, dovete mettervi così qua. Sulla così, linea, per di qua, per di là, sulla linea, girati per dietro. Sì, oh, perfetto, ci siamo. Molto bene, guarda che quadretto, mi aggiungo anch'io, là. Perfetto. Allora, adesso eccoci qua. Federico, possiamo raccontare che i nostri amici del Re Leone siamo stati pronti. Eccoli qua. Siamo stati protagonisti di una vicenda simpaticissima. Allora, dovete sapere che quel di Farra di Soligo, in quel di Precisioni a Soligo, c'è un bellissimo filo del telefono vicino al palco. Noi abbiamo da 3 anni a questa parte ironizzato su: passerà il carro sotto il cavo del telefono? Non passerà. Passa. I nostri amici di Pieve di Soligo sono riusciti 2 settimane fa a rompere il filo del telefono con ovviamente un'ovazione da parte nostra. Che sfilata è senza rompere un cavo? Giusto. Quindi concorrenti di Soligo, vincitori
morali di tutte le sfilate solo perché hanno rotto il capo. No, grazie. Anche perché poi quando vediamo il sindaco di Fara... Sì, dopo una crisi... Ah, ma tu non sai che a Pieve di Soligo crisi diplomatica, un casino. Crisi diplomatica fra i due comuni. Ecco. Poi adesso quando vediamo il sindaco di Fara, tutti e tre gli diciamo pronto? 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 È successo. Comunque guarda quanti sono gli amici di Pieve di Soligo, coriandolando, ciao! Coriandolando per Pieve con il Re Leone. E io torno giù in mezzo a loro, sai? Vai, tranquillo. Allora ci portano nella magia del Re Leone. Guardate, diceva prima anche Redo, guardate il corpo di ballo, oltre un centinaio che oggi colorano Vittorio Veneto. Che sono a mio agio io qua in mezzo, sai Roberto? Prossimo anno potremo fare un balletto anche noi. Ti vedo bene. Guarda che non è male. Poi c'è questo filo di musica qui, impercettibile. Leggero. Un grande applauso a Coriandolando per Pieve nel magico mondo del Re Leone e salutiamo questa allegra comitiva che oggi ci tiene compagnia qui a Vittorio Veneto. E ci salutiamo con una telefonata. Pronto? Siamo sempre noi, complimenti ragazzi, numerosi come sempre. Coriandolando per Pieve, quando parliamo di carri allegorici ogni carro ha la sua storia, anche Coriandolando per Pieve ha una lunghissima storia e anno dopo anno li vediamo sempre numerosi partecipare alle varie sfilate di carnevale. Allora Roberto, ti è piaciuto il tour che ho fatto in mezzo agli amici di Coriandolando per Pieve? Ti vedevo benissimo e oltretutto capivo che sentivi bene. Sì, guarda, perfetto. Vara Simba, guarda Simba. Simba. Ciao Simone, ti chiamo stasera. Il mondo di Coriandolando per Pieve, guardate l'imponenza di questo carro allegorico.
Eccoli qua, guardate, è quel ciuffo lì che ha fregato il palo. È il ciuffo. È il ciuffo famoso. E allora, mentre salutiamo Coriandolano per Pieve, guardalo lì, è appena andato dalla parrucchiera, guarda che bella bionda, Allora Federico, sono tornato. Siccome abbiamo la sindaca, è arrivato un momento istituzionale. È un momento istituzionale. Aspetta, che qua continuano a piovere coriandolo. È già acceso. Allora, sempre di là, mi raccomando. Allora, Pronti? Sindaca, momento istituzionale. Siamo al momento all'epilogo, perché poi la sindaca ha un impegno. Però fa un passo in là, guarda. Allora, e facciamo un passo avanti. Facciamo il saluto istituzionale. Balletto. No. Buon pomeriggio, bentrovata. Sindaca, un suo parere a caldo in questa fase conclusiva della manifestazione, fase istituzionale. Prego. È difficile fare la fase istituzionale, ma voglio veramente fare i complimenti a tutti. I carri che sono sfilati finora sono meravigliosi. Grazie a tutti coloro che dedicano tutto l'anno a queste iniziative. Alle tante persone coinvolte, è veramente una grande soddisfazione averli qui a Vittorio Veneto. Ringrazio Federico e Roberto per l'ulteriore show che fanno e grazie veramente a tutti e buon proseguimento di Carnevale fino a martedì grasso. Grazie sindaca, ringraziamo e un applauso alla sindaca Mirella Bagliana che è voluta rimanere qui con noi fino ad ora. Adesso un altro momento istituzionale. Sì, ma hai sentito la sindaca cosa ha detto? Sentito. Fino a martedì, perché da Vittoriesi mercoledì è istituzionale la renga, quindi si cambia mood. E allora adesso siamo con loro, la vita è un circo con il gruppo dal Santo, direttamente da Prata di Pordenone. Eccoli qua. Ocho. Il gruppo del Santo, guardatelo, numerosi, con la vita a un circo. Ci portano al circo. Dammi un quando grattavi con la marcia di solito facevi un grrr. Allora adesso invitiamo una delegazione a salirci, un rappresentante del gruppo del Santo, e tra l'altro eccoli qua, oltre 20 anni e più, che sono uno dei gruppi storici dei Carnevali di Marca, che anche oggi non potevano mancare qui a Vittorio Veneto. Eccolo qui, eccoci qua. Allora ci rivolgiamo di là e siamo pronti per il momento ufficiale della consegna dell'attestato di partecipazione al gruppo dal Santo, che ricordiamo è partito da un grande capostipite, che lo ricordiamo sempre con grande affetto, è stato un elemento importantissimo, sempre ricordavo prima Conredo alla guida del mini trattore, sempre presente, quindi un grande, e lo ricordiamo sempre con grande affetto, personaggio eclettico, a volte un po' burrascoso, ma alla fine ti apriva un grande sorriso, un grande personaggio. Un saluto a Danilo, ciao.
E allora, grazie al gruppo Dal Santo che ci ha portato all'interno del magico mondo del circo. Guardate anche in questo caso la maestosità del carro, che intanto ci spara coriandoli. E sparano, e questi sparano. Guarda, guarda. Però hanno anche le scimmie. Sì. No, hanno una scimmia in termini animale, perché poi c'è l'altra scimmia, che è una situazione un po' particolare. Carnevali di Marca con il gruppo Dal Santo. Guarda che roba. Oh, senti adesso che ci sentiamo più forti. Sentiamo l'eco. Federico! Dica. Vuoi che torni giù? Faccio un giretto giù? Guarda chi sta arrivando. Chi sta, aspetta che... Sta arrivando il nostro annunciatore pazzo. Pronti, dai, facciamo impazzire un po' la regia che non vedeva l'ora. E dal mondo del gruppo Dal Santo con La vita è un circo, adesso andiamo con il comitato Colombere Cusignana 2026, la tribù dell'Aquila Reale. Allora, sapete, abbiamo in ogni gruppo abbiamo i personaggi. Abbiamo lo speaker che è anche fotografo, che è il capo tribù, guardate che ha le penne simbolo dell'anzianità di servizio. Ecco qua, tra un po' lo vedremo anche. Eccolo. Regia? Pronto? Regia, da mago altro. Eccolo passa qua, sulla seconda, molto bene. Vedetelo? Ecco, lui fa tutto. Fa anche le televendite. Fa tutto. Il Giorgio Mastrota dentro Antri. Comitato. E intanto Roberto Colombere. io ti do un po' di spoiler. Guarda giù in fondo quanto grande è questo carro. È grande, molto grande. Allora questo carro sarà passato sotto gli alberi? No, non diciamolo. Io queste cose le dico quando sono lontano. Le dici quando è lontano. Che ci ha cacciata la notizia. Allora siamo con il comitato Colombere Cusignana 2026, la tribù dell'Aquila Reale. Erano gli indios o gli indiani d'America che furono scoperti, ricordiamo, nel XV secolo con l'esplorazione europea, e quindi l'Aquila Reale considerata dagli indios come la regina del cielo per il suo volo in alta quota, per la sua maestosità e per la sua grandezza, rappresenta il potere, la forza e la libertà. E quindi le piume, ecco perché venivano usate molto come nei loro copricapo in occasione di rituali e cerimonie, proprio per indicare la grandezza, l'importanza di sentirsi vicino alla potenza dell'Aquila Reale, che rappresentava quindi come figura mitologica il potere, la forza e la libertà. E questi sono gli amici di Cusignana 2026, comitato Colombere. Siamo noi Vittorio Veneto, siamo noi. Oggi a Vittorio Veneto è una bellissima giornata. Sentite la voce? Regia. Eccolo, la voce che dell'annunciazione ci sta annunciando che stanno arrivando. Roberto, dimmi, guarda lì. Devo dire che da giù è ancora più bello che da su. Ah sì? Sai, sì, perché si vive proprio una magica atmosfera. Magari se vai vicino a un subwoofer ti viene ancora meglio. Proprio vibrante. Ti senti la vibrazione dentro. Ti senti la vibrazione dentro. Guarda quanti sono anche questi amici che poi chiameremo sul palco, ovviamente. Aspetta, occhio però adesso, ragazzi, attenzione. Pronti? Adesso statevi seduti e gustatevi lo spettacolo.
Comitato Colomber vi presenta il carro 2026, la tribù dell'Aquila Reale. L'aquila venerata dagli indiani d'America rappresenta un simbolo sacro di forza, coraggio, saggezza e libertà. Considerata un messaggero tra il mondo umano e quello spirituale, l'unico animale in grado di portare i messaggi al grande spirito. Volando in alto nel cielo, con la sua maestosità e bellezza, tra musica, balletti e coriandoli, la tribù vi augura buon carnevale. Eccolo signori, il nostro carro, il carro del Comitato Colomber in tutta la sua bellezza. Me fui con una loca involucrado. Mañana de trabajo te botado porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro nada, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarto lo tengo clavado. Esto yo lo hice para que está chochado. Después de vecino que estaba acostado y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima le exploto y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Cuando me vaya de aquí nada me llevo.
Uela! E salutiamo e facciamo salire anche il gruppo. Un rappresentante o più del gruppo qui sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione alla sfilata. Il nostro capo carro. È lui o non è lui? Anchorman, di tutto, ne fa di tutto un po'. Fotografo. Certo che è lui. Però devo dire dolcemente accompagnato. Oggi sì, bel gruppetto. Bel gruppetto qui presente. Allora, pronti qui sul nostro palco. Qua, ma guardiamo di là. Guardiamo di qua, no, del fotografo non Eccoci si gira. qua, pronti. Avanti, un po' più qua. Forza e coraggio. Qua, ci stiamo. Io se faccio un passo poi... Oh. Capitoliamo tutti. Pronti. La foto di rito, grazie. Salutiamo gli amici del Comitato Colombere. Prova. Vi ringraziamo, che devo dire, noi in ogni sfilata ci siamo detti qualcosa e noi vi ringraziamo. Grazie Vittorio Veneto, grazie agli speaker, grazie all'organizzazione Carnevali di Marca, l'amministrazione comunale, credo Proloco? No, Proloco no. Siamo tutti ecco, va bene. Comunque tutti coloro che hanno collaborato per questa bellissima manifestazione, tantissima gente, siamo sempre fieri, orgogliosi di partecipare a questa bellissima sfilata di Vittorio Veneto. Grazie ancora e un arrivederci l'anno prossimo, che dire. Speriamo bene, dai, fino all'anno prossimo e poi ancora naturalmente. Noi siamo qua. E certo, grazie. L'hai sentito? È l'ho sentito. Lui, Giorgio Mastrota De Noantri, bravissimo, fotografo, grazie. tutto. Alla Ciao. prossima. E allora salutiamo, guardate il carro nella tua imponenza. Intanto vedo che c'è l'apertura alare, guarda l'apertura alare di questo carro. Questa aquila reale che saluta Vittorio Veneto nel pomeriggio del Carnevale di Marca edizione 2026. Mi sono dimenticato prima, volevo fare anche da parte nostra, da parte di tutto il Comitato Colombere, un pensiero a Danilo Dal Santo, che purtroppo è venuto a mancare quest'inverno. Un pensiero, persona squisita, tantissimi anni che lo conosciamo, abbiamo avuto dei rapporti di collaborazione eccetera, e un saluto a Danilo, ci dispiace tantissimo. Certo Danilo, lo abbiamo ricordato prima, sì. un elemento storico presente dei carri allegorici e che comunque la sua avventura con il gruppo Dal Santo prosegue. Intanto nota che vediamo, sì. Tu vedi in centrostrada c'è un presidente che fa finta di niente, sta rilasciando dichiarazioni. E mentre lui rilascia dichiarazioni, noi... No, ma guarda, si sta impegnando, guarda. Si sta impegnando. Non dire niente. Abbiamo qui il nuovo presidente Aldo Bianchi. Però Federico ne stai collezionando una dietro l'altro, però lasciamo stare. Merito del prosieguo. Allora, mentre che noi aspettiamo che ritorni sul palco il nostro presidente, Redo e poi Bezzo, allora intanto adesso vedete che la piazza è ancora bella animata, noi vi invitiamo a rimanere in centro a Vittorio Veneto ancora per un bel po', divertirvi, godervi questo guarda in quanti siamo, mi piace sempre fare questo giochino, guarda in quanti siamo, io in 4. Siamo in 4. Ti piace che siamo in 4? No, non siamo in 4. Torna qua. Regia, ritorna. No, perché tu ne conti, c'è un Federico, poi 2 Roberto vale per 2 per la stanza, quindi siamo già in 3, siamo in 9. Siamo in 9. Molto bene. Redo e poi Bezzo, prego, scusi Presidente, noi siamo in chiusura. Abbiamo la pubblicità. Prego. Molto bene, allora cari amici di Vittorio Veneto, stiamo per giungere al termine di questa sfilata edizione 2026 dei Carnevali di Marca. Caro Redo, avviciniamoci un po', facciamo questa atmosfera un po' più raccolta. Stiamo raccolti. Fermi qua. Molto bene, allora caro Redo, come è andata? Direi molto bene, sono molto soddisfatto anche perché abbiamo avuto una risposta di pubblico
più delle aspettative. Dica Presidente, ci dica il numero. Allora adesso comincerà, calcolando che ogni metro... Dai, facci il calcolo. Allora qui è facile a Vittorio, perché sai quanto è lungo il viale della sfilata? 1,9 chilometri. Facendo il doppio sì, qua. Sono 2 chilometri da un lato e dall'altro, perché il viale è lungo 1 chilometro esatto. 1 chilometro esatto, quindi siamo a 2. Quindi... Sei proprio sicuro che vuoi sapere il numero? No, dai, facciamocelo adesso dire. magari mi dai 10 minuti che spiego tutto l'algoritmo per calcolare il numero di persone. Quindi il secondo... No, ne ho parlato anche con gli altri, sì, anche con Aldo e anche gli altri collaboratori. Stimiamo oltre 20.000 persone presenti. Oltre 20.000. Sì, attenzione. Questo è secondo il dato ufficiale non fornito alla prefettura, perché di solito sono 500. Esatto, alla prefettura sono molto meno. Allora, stiamo scherzando ovviamente, però abbiamo detto sui 20.000. Questo numero è un numero ufficiale. molto attendibile. È molto attendibile. Allora, con questo numero, stringiamoci un attimo, così entra anche l'assessora. Assessora, venga. Denardi, ecco qui, che ci darà il saluto ufficiale da parte dell'amministrazione comunale. Noi dobbiamo fare tanti ringraziamenti, tra cui... Allora, cominciamo intanto a ringraziare tutta l'organizzazione, che va naturalmente da tutti i volontari e assistenti di Carnevali di Marca. Un grazie in modo particolare lo dobbiamo anche a tutte quelle che sono le forze dell'ordine e quest'oggi anche alla protezione civile, che hanno garantito la sicurezza durante questa manifestazione. Ricordiamo che nell'organizzare gli eventi uno dei temi sempre più importanti è la gestione della sicurezza. Che tutto si possa svolgere in sicurezza e anche oggi appunto è stato così. L'ingegnere l'ho visto già seduto che si sta bevendo uno sprizzone doppio, proprio felice e tranquillo. Dopodiché ringraziamo tutti i nostri sponsor, numerosissimi, importantissimi, che ci hanno sostenuto e li ricordiamo in velocità: da Sarlo Group, VIP Tende, Maxi, SPAC, Banca Prealpi San Biagio, Noi per Noi, Soligo Spumanti, Pagnosin, GSE Costruzioni Generali, ancora oggi Treviso e Ops Pubblicità, che chiaramente ci sostengono in questo nostro viaggio. E chiaramente un grazie va ulteriormente a chi collabora con l'associazione Carnevale di Marca, che sono le amministrazioni comunali. In questo caso un grazie lo dobbiamo dare al Comune di Vittorio Veneto, e quindi abbiamo avuto la sindaca Mirella Bagliana prima qui, l'olimpica assessora Barbara Denardi, che ci dà anche il saluto istituzionale adesso. E la benedizione. Aspetta, abbiamo un micro. Assolutamente. Di nuovo un grazie a Carnevali di Marca, a tutti coloro che hanno collaborato a questo volontariato straordinario, senza il quale le amministrazioni non potrebbero realizzare e portare a compimento iniziative come queste. Grazie anche a Federico e a Roberto, che ci hanno intrattenuto lungo tutta la sfilata. Direi che l'appuntamento è per l'anno prossimo sicuramente, e con l'auspicio che il tempo sia anche l'anno prossimo bello. Questo qua così, lo prenotiamo già per l'edizione 2027. E ovviamente che consenta a tantissime persone di essere presenti, di godersi lo spettacolo di un lavoro che appunto è un lavoro di un anno da parte di coloro che pensano e costruiscono e poi costantemente animano i carri che ci fanno felici durante il carnevale. Esattamente, noi ripetiamo giusto per sicurezza gli sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione, quindi Banca Prealpi San Biagio, Noi per Noi, Soligo, Sarlo Gruppo Autogiada, Dema, Pagnossin, Ops, Oggi Treviso, Tofolati Gioielli, OMS, GSE Costruzioni Generali, Maxi e SPAC Supermercati e VIP Tende. Ovviamente vi ricordiamo che Carnevale di Marca non finisce qui, perché noi ci vediamo martedì a Conegliano e poi vi ricordiamo in contemporanea a Treviso, quindi avete l'imbarazzo della scelta, potete decidere dove andare e noi ci saremo. Sì, e poi ricordiamo che ci saranno anche dei recuperi che nelle prossime... Sì, dicevo prima, alcune purtroppo sfilate sono state annullate, come a Godega o come anche altre che adesso non ricordo, alcuna. Però i recuperi confermati sono a Villorba, l'8 di marzo, sarà la sfilata dedicata alle donne. Alle donne, prego. Poi e sabato prima Zensong, sabato sera. Molto bene, quindi ce n'è per tutti i gusti. Benissimo. Detto questo, io mi permetto di ringraziare anche i miei ringrazio io. Allora no, dobbiamo dire una cosa.
perché non puoi dirlo tu, lo posso dire brutto, io. giusto. Lo posso dire io. Bene. Allora, dobbiamo ricordare che Vittorio Veneto, grandissima città, lo dice naturalmente un vittoriese, ha anche una cosa che altre città non hanno. Tipo? Municipio? No, oltre il Viale della municipio, Vittoria, no. lungo 2 chilometri Noi per abbiamo 2. l'opportunità di avere una televisione locale. Dai, una televisione sul locale. serio? La Tenda TV che Sì. ogni anno ci ricorda poi in serata tutte le monate che abbiamo Sì, detto. quindi Ecco. forse questo non è un bene. Questo non è un bene, però è una cosa molto importante che rende ancora più viva la nostra città. Quindi, ringraziando il grande Federico, che bisogna dire che... Ma che oggi non ha fatto niente perché hanno lavorato Michele e Andrea, che hanno sovrinteso tutte le varie... Guarda, l'uomo della regia, Michele, guardalo. Sì, è con tipo sguardo truce, che tipo ci sta Beppe guardando. Ovviamente ha sovrinteso tutte le immagini che vi sono arrivate nelle vostre case, ma anche sui vostri social, perché in tanti ci avete seguito da Facebook e da YouTube, quindi un grazie anche a tutti coloro i quali ci hanno seguito sulla Tenda TV. E quindi noi a questo ringraziamo GAC Service. Sì, sicuramente. Prima che ci stacchino la corrente, no, ma poi c'è l'uomo, sai che c'è l'uomo, guardalo, sì, l'uomo delle nevi, colui che l'ho visto spalare la neve. Che spalò la neve e che oggi spala coriandoli. Spala coriandoli. Molto bene, allora grazie a tutti voi per essere stati qui lungo Viale della Vittoria in questa edizione 2026 di Carnevali di Marca, che si chiude in questo momento. Da Roberto e da Federico, ciao, alla prossima, ciao a tutti.